La crisi che attraversa l'editoria siciliana, illustrata in uno speciale in onda questa sera alle ore 20:15 circa, in contemporanea su 100 TV locali siciliane, tra queste anche la nostra emittente. A parlare il presidente dell'associazione Libere Emittenti Siciliane, Sebi Roccaro. Scopo sensibilizzare le istituzioni ed in particolare il governo regionale ad approvare una norma che incentivi le imprese ad investire in pubblicità televisiva attraverso il credito d'imposta. L'Associazione Libere Emittenti Siciliane chiede inoltre al governo di accelerare i tempi per l'approvazione di una legge per l'editoria in aiuto alle TV, alle radio, ai quotidiani regionali e al web. Il settore delle TV e delle radio in Sicilia dà lavoro a più di 1000 persone tra giornalisti e tecnici audio-video. Per voce del presidente dell'associazione LES, Sebi Roccaro, qualora la regione non dovesse dare risposte alla situazione di agonia in cui versa il mondo dell'editoria siciliana, saremo costretti ad evitare qualsiasi ospitalità nei talk show, nei programmi di informazione e di approfondimento a personaggi della politica regionale e nazionale. Non vogliamo arrivare ad una contrapposizione con la politica, dice Roccaro, perché siamo sicuri, conoscendo il presidente Crocetta, che vorrà ascoltare la voce delle innumerevoli aziende editoriali che sono in procinto di chiudere.